Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ultima edizione odierna per quanto riguarda il nostro audio video giornale. Apriamo subito con la cronaca, gli aggiornamenti per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Mohamed Moghed Mohamed Hussein, muratore di 33 anni egiziano ma da tempo residente nel nostro paese, che è deceduto nel primo pomeriggio di oggi, caduto da un tetto di un'abitazione in ristrutturazione ad Aquileia. L'allarme è scattato intorno alle 16:30 da parte dei colleghi. L'operaio stava lavorando sul tetto di un capannone che all'improvviso si sarebbe sfondato. L'uomo è caduto da un'altezza di circa 7 metri ed è deceduto all'istante. Sul luogo della tragedia sono giunti i vigili del fuoco di Cervignano e i carabinieri della locale stazione. Sul posto anche l'elisoccorso sanitario, ma purtroppo per l'uomo nulla da fare. L'area è stata posta sotto sequestro da parte della Procura della Repubblica. La salma, una volta ricevuto il nulla osta, è stata trasferita nella cella mortuaria del locale cimitero in attesa di essere poi passata ai familiari per le esequie. Un'altra notizia di cronaca proprio appena accaduta in serata, per la precisione lungo la A28, dove una 24enne militare dell'Oklahoma, a distanza alla base USAF di Aviano, si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Udine a seguito delle ferite riportate questa sera nel violento impatto con la sua auto nei pressi dello svincolo per Pordenone Fiera in direzione Portogruaro sulla A28. La donna è uscita autonomamente per causa in corso di accertamento da parte della Polstrada. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del locale comando provinciale, i quali con l'ausilio delle pinze oleodinamiche l'hanno estratta dalle lamiere contorte del mezzo. Presa in consegna dai sanitari, vista la gravità, è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale di Udine. Non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Continuano intanto le operazioni di messa in sicurezza. Continua, dicevamo, il lavoro dei vigili del fuoco, delle guardie forestali e della protezione civile per quanto riguarda il lavoro di spegnimento delle fiamme dell'incendio di boschivo in corso tra Tolmezzo e Amaro sul monte Amariana. Praticamente stanno ancora lavorando in serata, chiaramente con la causa al buio il lavoro è stato momentaneamente sospeso, ma sul posto c'è il campo base di controllo, la strada provinciale è stata chiusa al traffico. All'origine del rogo comunque potrebbe esserci la mano dolosa, indagini sono in corso per accertare le vere cause che hanno innescato poi l'incendio. Lungo l'area interessata c'è un sentiero che è frequentemente battuto da escursionisti locali e non solo. C'è il rischio però che le fiamme divorino alcuni stavoli della zona. Le abitazioni, va detto, non sono minacciate dalle fiamme perché per fortuna si trovano lontano. Il luogo esatto è tra l'ex polveriera militare e le due gallerie, quella stradale e quella della dismessa linea ferroviaria. Chiaramente domani proseguiranno i lavori di messa in sicurezza. Comunque l'importante è che l'incendio è al momento sotto controllo. Restiamo in tema vigili del fuoco perché c'è il messaggio da parte del comandante generale in vista della Pasqua. La passione dura ormai da un anno. Ha il volto delle mascherine, della misura delle distanze e dell'odore del gel per le mani. Ma purtroppo ha anche il nome dei colleghi che se ne sono andati e di chi sta ancora soffrendo per questa pandemia.
E in questo tempo di passione, tuttavia, non è mai mancata la speranza che per noi ha il nome di tutti i vigili del fuoco che hanno continuato ad operare a servizio della comunità, ferita da questo nemico a cui solo ora forse cominciamo a prendere le misure. Ora, nel prossimo cammino verso la Santa Pasqua, la speranza aumenta insieme alla grandissima voglia di ritornare alla vita, di difenderci con i vaccini e con l'utilizzo delle terapie più adatte, fino alla risurrezione, che vorrà dire la possibilità concreta di uscire, di scambiarsi una stretta di mano, di abbracciarsi, di mangiare insieme e di tornare ad essere una comunità straordinariamente e noiosamente normale. Vogliamo di nuovo vivere la nostra vita e che questa profumi di resurrezione. Chiaramente approfittiamo per fare gli auguri ai Vigili del Fuoco, ma a tutte le forze dell'ordine e di polizia presenti sul territorio per la loro costante presenza 24 ore al giorno. E adesso andiamo a Monfalcone. Questa mattina ci siamo trovati con un gruppo di lavoro per portare ancora avanti la progettualità che ci consentirà di arrivare a far partire il progetto entro la fine di aprile della piscina termale. Accanto al complesso termale noi vogliamo che i cittadini di Monfalcone, della nostra regione, tutti coloro che potranno essere interessati possano vivere il wellness e arrivare con una bella passeggiata anche ai circoli nautici. Quindi ci siamo trovati, abbiamo lavorato, i ferri sono stati messi in acqua e abbiamo anche così immaginato un cronoprogramma. Entro la fine di aprile saremo in grado di illustrare un progetto di massima, di tecnico, diciamo di fattibilità tecnico-economica abbastanza vicino alla realtà. Rientra negli investimenti importanti del progetto che la Regione ha finanziato per 9 milioni. All'interno di questo, come sapete, ci sarà questa valorizzazione della nostra acqua termale che è favolosa, ma anche un rilancio di Marina Iulia e del nostro Carso. Ecco, colgo l'occasione, visto che è la vigilia di Pasqua, di augurare a tutti anche una serena Pasqua. Porto, per quanto riguarda Trieste, autostrade del mare, insomma importanti novità nel prossimo servizio. Buongiorno a tutti, siamo sottobordo alla nave Laura Bassi, una nave da ricerca rompighiaccio, siamo nell'arsenale Fincantieri di Trieste. La nave è appena giunta qualche giorno fa, dopo praticamente il giro del mondo, dopo aver effettuato 2 missioni antartiche, per una serie di lavori che dobbiamo fare qui a Trieste, sia di manutenzione, sia soprattutto per installare della nuova strumentazione scientifica, sia a scafo sia a bordo nave. Andremo ad ammettere strumentazione che ci permetterà di avere un imaging, una ricostruzione tridimensionale del fondo marino fino a profondità oceaniche. Avremo sistemi che ci permetteranno di monitorare e di mappare la presenza di pesce in acque profondissime. Potremo anche con questa nave andare a scandagliare quello che sta al di sotto del fondo del mare con diversi sistemi, sia di sismica che di altri sistemi acustici, nonché implementeremo dei sistemi di carotaggio per prendere dei campioni del fondo marino. Quindi cercheremo con questo tipo di sistemi di rendere la nave ancora più attrattiva per la ricerca scientifica italiana ed anche internazionale. Il calendario della nave quest'anno è estremamente fitto. Finiti i lavori ci porteremo nel Mediterraneo per una serie di test per poi portarci in isole Svalbard, quindi fare rotta verso nord nell'Artico per una campagna scientifica che dovrebbe coprire grosso modo quasi 2 mesi. Successivamente ritorneremo in Mediterraneo per un'altra campagna scientifica di circa 1 mese per poi portarci a Ravenna, caricare la nave di quanto necessario per rifornire la base italiana stazione Mario Zucchelli nel mare di Ross in Antartide. Fincantieri e Arsenale Triestino San Marco è molto orgoglioso di poter lavorare sulla Laura Bassi, che è una delle navi oceanografiche più famose e importanti al mondo. Ci sono stati commissionati, oltre a dei normali lavori di manutenzione che si fanno durante un bacino di carenaggio, anche un grosso lavoro di modifica del fondo della nave per permettere di alloggiare dei nuovi strumenti, dei sonar particolari che la renderanno ancora più funzionale e in grado di dare dei risultati sempre migliori.
Questi lavori rappresentano una sfida per noi sia per la necessaria qualità delle lavorazioni che per le tempistiche molto ristrette dovute agli impegni di campagne nell'Artico e nell'Antartico della nave. Quindi questa è una sfida per fare un lavoro di grande qualità. Ed ora la pagina sportiva. Si è appena conclusa Bologna-Inter che va a chiudere il panorama calcistico della Serie A, dunque vediamo velocemente i risultati e la classifica del massimo campionato nazionale. Per quanto riguarda, dicevamo, la Serie A, chiaramente inquadrato nella foto lo stadio Brumana di Bergamo dopo la partita di oggi, purtroppo Atalanta-Udinese chiaramente terminata 3-2 a favore degli orobici, ma andiamo a vedere dunque i risultati della 29esima giornata di Serie A. Milan-Sampdoria 1-1, Atalanta-Udinese 3-2, Napoli-Crotone 4-3, Benevento-Parma 2-2, Sassuolo-Roma 2-2, Genoa-Fiorentina 1-1, a Cagliari, Verona-Cagliari 2-0, Lazio-Spezia 2-1, Torino-Juventus 2-2, a Bologna Inter batte Bologna 1-0. Ricordiamo che si recuperano poi in settimana due partite, Juventus-Napoli mercoledì alle 18:45 e nello stesso orario, stesso giorno, si giocherà a San Siro Inter-Sassuolo. Andiamo a vedere dunque la classifica della Serie A aggiornata dopo il turno di questa sera. Inter saldamente al comando con 68 punti, Milan 60, Atalanta 58, Juventus e Napoli 56, Lazio 52, Roma 51. Hellas Verona 41, Sassuolo 40, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa 32, a 30 troviamo Fiorentina e Benevento, 29 per lo Spezia, Torino 24, Cagliari 22, Parma 20, chiude il Crotone a quota 15. Passiamo alla Serie C1. Qui invece le notizie sono positive e che risultato positivo viene da dire, visto che la Triestina è riuscita a vincere nel match di cartello battendo tra le mura amiche allo stadio Rocco niente poco di meno che il blasonato e capolista Padova per 1-0. Ma andiamo a vedere i risultati della 34esima giornata di Serie C del Girone B. Matelica San Benedettese 1-0, Modena Arezzo 3-1, a Gubbio Carpi Gubbio 4-0, a Legnago Südtirol Legnago 3-2, a Verona Perugia Virtus Verona 3-0, Vis Pesaro Imolese 2-1, Cesena Mantova 0-0, a Salò Alma Juventus Fano batte Feralpi Salò 2-1, Ravenna Fermana 0-0 e come detto Triestina batte Padova 1-0. La classifica, Padova sempre al comando con 70 punti, Südtirol 68, Perugia 67, Modena 60, Triestina 54, Feralpi Salò 53, Matelica 52, il Cesena 49, San Benedettese Mantova 47, Virtus Verona 45, Gubbio 44, Fermana 41, Carpi 38, Vispesaro 37, Legnago 31 insieme all'Alma Juventus Fano, Imolese 29, Arezzo 24, chiude il Ravenna a quota 22. C'era anche la pallacanestro perché si stanno giocando le partite di Coppa Italia. Per quanto riguarda la Serie 2, c'è un ottimo risultato perché Udine accede alla finalissima di domani. Udine che ha battuto Scafati 72-51 e dunque giocherà domani la finalissima di Coppa Italia di Serie A2. Questa è una cosa importante, come dicevamo, insomma, dopo i risultati un po' amari del pomeriggio, almeno abbiamo visto qualcosa di positivo con la vittoria della Triestina in Serie C e soprattutto Udine che vola in finale di Coppa Italia
dopo la vittoria di questa sera contro Scafati per 72-51. E con questo è tutto, vi auguriamo la buonanotte, ma soprattutto buona Pasqua a tutti. Chiaramente nel corso della giornata pasquale vi terremo comunque, come sempre, informati con i nostri live flash news o addirittura videogiornali se ci sarà l'occorrenza e la necessità. Grazie ancora come sempre per l'ascolto e buonanotte a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.